Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Sveva e grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'Associazione di Volontariato Ufficio Rapporti Sociali. Abbiamo l'ufficio a None in via Volvera 3. Chi deve mettersi in contatto con noi deve fare il 328 07 15 232. Ci trova presente il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Può mandare una mail per dare informazioni a ufrapportisociali@libero.it. L'associazione è al servizio dei cittadini e grazie a Radio Libertà dimmi. Sì, c'è già limiti, senza limiti? Gianni, Dicevo, no? c'è Ubaldo De Maria in linea perché Gianni non risponde. Ok, grazie. Allora io sto spiegando che noi siamo come trasmissione un filo diretto riguardanti appunto il nuovo codice della strada. Chi deve chiamare può chiamare per quanto riguarda la radio lo 02 9294 7222 oppure mandare i messaggi al 340 67 09 659 perché in questo ufficio eroghiamo a titolo gratuito informazioni su il patronato come pensioni, reversibilità, riconteggi, domande varie, il sociale per quanto riguarda le emergenze abitative, le ACT, i bonus vari, problemi legali con informazioni per vertenze civili, penali, sociali, eccetera, e problemi condominiali per quanto riguardano le vertenze, le visure, le registrazioni, passaggi di proprietà, conteggi vari, eccetera, e abbiamo un CAF e un patronato disponibili. Adesso, giustamente, abbiamo in collegamento con noi, tra i nostri collaboratori, un grande presidente responsabile dell'Automotoclub Canavese, De Maria Ubaldo, al quale chiedo informazioni per come suo punto di vista è stato il Salone dell'Automobile. Sapete che sabato non abbiamo potuto fare la trasmissione, quindi lui ci spiegherà il suo punto di vista, le novità e gli appuntamenti futuri. Grazie Ubaldo, scusa ma devi lavorare e darmi una mano perché è interessante la tua, diciamo, come lei pensi, come è andata e come è il risultato. Ciao Ubaldo, ci sentiamo, vai tranquillo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Luigi, buongiorno. Che dire, allora si è svolto il Salone di Torino all'aperto, splendida cornice, diciamo che di novità non tantissime, qualcuna anche del nostro ex gruppo Fiat, diciamo così, che finalmente ha presentato la 500 che viene di nuovo costruita a Torino e la nuova Jeep, porca paletta mi sfugge il nome, comunque una nuova versione della Jeep che sarà costruita a Prato la Serra. Queste sono le due novità di ex casa Fiat, ovvero Stellantis. Altre novità vere e proprie non ci sono molte cose da dire. Diciamo così che la voce che circola, quello che ho sentito parlandone con vari personaggi che sono andati come me per quel poco che hanno potuto vedere, eccetera, diciamo che era soprattutto un festival di quello che sarà l'invasione della Cina, che già sta avvenendo e anzi sarà ancora più diciamo pronunciata. Moltissime case cinesi, le case europee tutte in difficoltà, come sappiamo benissimo, diciamo erano presenti proprio con il minimo indispensabile, a parte le vetture, diciamo, non per i comuni mortali, cioè
le vetture per i collezionisti o le hypercar, che sono vetture soprattutto per collezionisti e per gente facoltosa. Questo, diciamo, personalmente mi è piaciuto come sempre, devo dire, nonostante tutto è anche stato accompagnato dal tempo, il fatto dell'averlo posto praticamente all'aperto sia in piazza San Carlo che in piazza davanti al Palazzo Reale, e chiaramente la location secondo me è sempre molto molto attrattiva, anche per far vedere, visitare e permettere a chi è venuto da fuori di andare a dare un occhio anche alla nostra bellissima città di Torino. Non sono stato particolarmente entusiasta, ecco, di quello che ho visto. Purtroppo io non ho problemi ad ammettere che non sono pro elettrico, quindi il fatto di vedere ancora che si punta moltissimo sull'elettrico, io direi fin quando parliamo di ibrido sono d'accordo per limitare i consumi e soprattutto per l'ambiente, ma il solo elettrico per me è deleterio, ma è deleterio anche soprattutto... Ubaldo, giustamente hai toccato un tema che poi seguici in radio, perché ci sarà l'ingegner Diego Cudia, sai, il nostro rappresentante internazionale, però una domanda che devi rispondere tu, perché qui mi dice Ubaldo, Salone dell'auto, dice oltre l'auto elettrica il momento è complicato, vedremo altri tipi di soluzioni. È qui che tu devi rispondere, vedo che stavi trattando questo tema, perché qui l'hanno detto loro, Esatto, è scritto sul Salone dell'auto di sabato, È complicato, il complicato è perché praticamente qualcuno si sta rendendo conto che noi europei, il mercato europeo praticamente, lo stiamo lasciando in mano ai cinesi. Parliamoci chiaro, perché purtroppo pronto? Sì, vai tranquillo. Non ti sentivo più. Purtroppo le nostre aziende, puntando a testa bassa sull'elettrico, che però, a parte i mercati dei nostri paesi nordici, cioè parlo Norvegia, Svezia, di là, che innanzitutto sono molti meno, e soprattutto lo Stato aiuta moltissimo a un discorso di elettricità, e l'elettricità da loro praticamente non costa nulla. Nella parte sud dell'Europa l'elettricità costa cara, non ci sono santi. Noi oltretutto siamo un paese in cui addirittura lo compriamo fuori l'elettricità, perché noi non ne produciamo praticamente, quindi di conseguenza l'abbandonare repentinamente i motori termici, secondo me è come dire: prego, accomodatevi ai colossi cinesi. Questa è la realtà. E soprattutto ma poi ti aggiungono ancora, Ubaldo, che dice che veniamo da un'elettrificazione che in Italia vede una certa resistenza, ma c'è, dice, l'apertura a nuove motorizzazioni, quello che stavi dicendo tu, che poi chiederemo al Cudia la stessa roba, perché dice vedremo quindi, dicono, diversi tipi di carburanti, soluzioni ibride più evolute, perché è un'offerta ricca, e direi bene per il pubblico, perché l'acquisto dell'automobile è un momento importante ed è giusto che ci sia più soluzioni per ogni tasca. Però, secondo te, un'auto elettrica in confronto alla nostra, alla tua più che mia, la nostra bella auto che abbiamo, cosa ne dici di queste due righe? Perché dicono appunto che in Italia vede una certa resistenza, e di questo che volevi parlare? Ma è di questo che volevo parlare, perché praticamente la resistenza è anche data dal fatto che allora noi non siamo attrezzati, non riusciamo ad avere l'attrezzatura necessaria per offrire e per andare sull'elettrico. E c'è un altro problema, perché comunque quelle che sono le novità cinesi, ad esempio, che sono arrivati, loro stessi sono arrivati con degli ibridi
che permettono un'autonomia addirittura di oltre 1000 chilometri. Il puro elettrico, che vada benissimo con i miglioramenti che hanno fatto tecnologicamente parlando sulla ricarica rapida e via discorrendo, però al massimo si arriva sui 700 chilometri di autonomia. E quindi la gente non è, cioè io per primo sono uno che proprio non riesco a digerire questa cosa, la paura di non arrivare. E mi ricordo sempre, porto ad esempio il racconto di un conoscente che ha comprato una delle prime Tesla, eccetera, va da Dio, va veloce, eccetera, però a un certo punto lui mi ha detto, però se io volevo arrivare dove dovevo arrivare, ho dovuto sottostare a quello che mi diceva la macchina, mi comandava lei, se no io non arrivavo. Quindi cioè, tutta questa tecnologia, secondo me, al momento non è ancora usufruibile soprattutto a livello italiano. Poi, a parte i costi che sono ancora comunque troppo elevati, e questa è l'altra cosa, indubbiamente ci sono già i grossi gruppi a livello mondiale che stanno guardando anche oltre, cioè tipo il motore a idrogeno, che è da una vita che c'è, oppure altre tipologie, tipo l'utilizzo di carburanti, diciamo, sintetici, non fossili, che però vanno bene lo stesso. E poi diciamocela tutta, le aziende europee erano abbastanza, grossi gruppi erano fissati, praticamente lavoravano sul discorso delle auto, del termico, in poche parole. E tutti gli operai dove andiamo? Cioè i soldi dove andiamo a prendere per comprare le macchine nuove, che comunque costano decisamente troppo, se addirittura non abbiamo più la potenza, la capacità lavorativa. Il problema secondo me è abbastanza grosso, non è facilmente risolvibile, fermo restando che addirittura comunque da quello che so io alcune aziende, alcuni grossi gruppi continuano almeno in parte a sviluppare il termico con appunto soluzioni ibride, l'utilizzo di nuovi carburanti, ma comunque sempre un discorso di motori termici che comunque danno più lavoro in generale, non solo a chi li produce, ma anche alle filiere attorno, in poche parole. Quindi questo per me è ancora, dovremmo ancora tribolare un bel po'. No, intanto tu devi interessarti, perché ogni tanto mi devi dare una mano per rispondere, perché sei tecnico tu come automobilista e come tecnico, quindi è giusto che tu ne rispondi. Io ti ringrazio perché poi abbiamo altri ospiti. Vi do solo due notizie, di eventi che ci sono. In radio a parlare con Gianni, sai, il nostro presidente dell'associazione dei disabili, sì, che hanno i campionati eccetera ed è impegnato ed è un po' difficile collegarci, però deve spiegarmi cosa sta succedendo, perché ci sono delle grosse novità. Quindi io ti ringrazio, Baldo. Va bene, non c'è problema. Dai. Ok, vi auguro una buona domenica a tutti. Ciao Luigi. Ciao, un bacione a te, grazie anche alla nostra Radio Libertà che consente appunto di parlare. Io adesso chiedo ancora se la signora Sveva riesce a parlare, a telefonare a Gianni, mettersi in contatto. Nel frattempo ricordo che con noi abbiamo anche varie associazioni con noi, come l'Automobile Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, i Muturvei, i Delta One, l'Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici, poi appunto gruppi di persone disabili come i Senza Limiti e altri, e abbiamo anche appunto l'opportunità di dare informazioni, discussioni e soluzioni. Se per caso alla signora Sveva non c'è la risposta di Gianni, può mettersi in contatto direttamente con Diego, con l'ingegner Diego Cudia, al quale iniziamo la prima parte, perché poi nella seconda parte dovrà parlarne indirettamente, perché non possiamo fare un contatto direttamente con l'architetto Arturo Calligaro, perché ci sono anche grossi problemi a Torino, in provincia, in regione, proprio da questo mese di ottobre. Quindi se non è in collegamento Gianni Senza Limiti,
è meglio chiamare direttamente l'ingegnere e poi andare Sì, avanti con la Luigi, l'ingegner Cudia è trasmissione. in linea perché Gianni non risponde. È in linea? Pronto? Pronto? Non È caduta sento. la linea, ora lo ricollego. Ah, ecco, sì. Ah, ecco, sì. Allora, io chiederò poi all'ingegner Diego Cudia cosa sta facendo, per esempio, l'Abar, che dovrebbe essere l'ennesimo marchio automobilistico che, pensate, ritorna ad una combustione interna in linea con la passione degli appassionati. Perché? Il passaggio all'elettrico dal brand dello Scorpione aveva fatto storcere il naso ai puristi, cioè sono cose che solo tecnici come Diego, come l'architetto Arturo Caligaro possono farmi capire, perché io leggo quello che c'è scritto, quindi nessuno ce lo può contestare perché è realtà, però voglio capire se andiamo nell'elettrico cosa tocchiamo questo tema, anche perché il filo diretto è la storia che noi trattiamo per quanto riguarda il codice della strada. Ci sono anche problemi che riguardano proprio i rifornimenti. Per esempio, l'altro giorno c'era due persone che uno caricava con l'elettricità e l'altro con la benzina. Quindi dovevano fare ancora 200 chilometri tutte e due, solo che quello che doveva caricare con l'elettrico ci doveva impiegare un'ora, l'altro con la benzina un quarto d'ora. Quindi quando l'altro ha fatto il pieno, che costava uguale, ha fatto i 200 chilometri nel frattempo che l'altro aspettava ancora di caricare la macchina. Cioè ci sono anche questi discorsi che io do come fosse una cosa che non riesco a capire. Cioè tutte e due facciamo il pieno, cosiddetto pieno, per fare i 200 km che facciamo, per esempio la stessa strada, non so, faccio l'esempio Torino-Milano, siamo a Milano, io faccio il pieno con la benzina, in un quarto d'ora parto e vengo a Torino. Lui a Milano sta lì Luigi, 40-60 scusami, minuti, Diego è in mentre linea. io sono già arrivato a casa. Dimmi. Pronto? Mentre io sono già arrivato a Torino. Ecco perché diciamo che anche con la storia dell'elettrico ci sono problemi, al di là dei costi. È vero che certe automobili costano 9-10 mila euro quelle elettriche, però non è così che poi funziona. Bisogna capire, perché parlare di 20, 30, 40 mila euro, si parla di vecchi milioni, 50, 60, 70 milioni di lire per delle vetture che poi ti creano grossi problemi. Cioè non siamo ancora, secondo me, attrezzati e pronti per affrontare un problema del genere. Quindi ogni settimana ci tocca discutere per sapere se è giusto o non è giusto. A chi dobbiamo rivolgerci? Se adesso Diego è già in linea mi farebbe un piacere, altrimenti io leggo, poi quando arriva, perché lui ci sta sentendo, darà le risposte, perché qui dice che per esempio il futuro dell'Abarth ha aggiunto che vedrebbe bene il marchio Abarth su tanti modelli della gamma Fiat, a partire dalla Topolino, quella che per ora parlano come se fossero macchine elettriche. Quindi per ora non c'è Luigi, nulla mi di senti? Diego è in linea. Abbiamo Cudia? Pronto? Ci sei tu in linea, Diego? Sì, io ti sento, Luigi, da 10 minuti che ti sento. Tu mi senti? Sì, io ti sento perché avevo anche, sai, dovevamo parlare anche con Gianni Senza Limiti per gli avvenimenti che ci sono con i nostri disabili, che è una cosa molto importante. Però, Diego, visto che ci siamo, hai sentito prima Ubaldo, no? Anche lui che ha parlato anche lui di cose elettriche, perché lui guidando le sa meglio di noi. Ma tu che sei l'esperto anche a livello internazionale, io stavo dicendoti che qui dice che le contraddizioni dell'Hype Green, cioè a palesare le difficoltà del marchio, è stato Oliver François, amministratore delegato della FIA durante la presentazione della grande Panda ibrida. Quindi
un tuo parere, così anche Arturo poi ne ripeterà, su quanto riguarda questo, per quanto riguarda le potenze tra i 155 e i 281 kWh, oppure il futuro dell'Abarth, oppure le auto elettriche, che l'esenzione dal bollo dipende dalle regioni, e poi così poi ti sfoghi, interrompiamo magari poi un minuto, poi la perfetta per i centri storici italiani, con la ARM che ha fatto un passo in più della reginetta del parcheggio per la vicinanza staccabile per le auto elettriche Fiat Topolino, i minicar, e poi che quello che diventa obbligatorio è l'alcolock, che sta diventando obbligatorio. Quindi Gianni, Diego, tu inizia pure, poi dopo un po' interrompiamo, diamo lo spazio della pubblicità e continuiamo fino alla fine. Vai Diego. Sì, buongiorno Luigi, buongiorno a te e ai ascoltatori di Radio Libertà. Io ho ascoltato prima, non ho potuto ascoltare quello che ha detto Gianni, ma comunque mi collego a quello che hai detto tu prima. Allora, sull'avanzata d'elettrico abbiamo visto anche l'ultimo salone dell'auto svolto a Torino, insomma, chi è potuto starci, chi è potuto andare, si è potuto fare un'idea di quello che sono le grandi pressioni che fanno i marchi, i grandi costruttori per entrare nel mercato europeo, parliamo sempre di europeo, di cui fa parte anche l'Italia, che però, come tu hai accennato prima, e anche Arturo Callegaro queste cose le percepisce, anzi le sa benissimo, ha dei grossi, diciamo, conflitti interni, perché da una parte deve contrastare questa avanzata di costruttori che offrono dei prodotti insomma interessanti, diciamo così, e dall'altra parte abbiamo i costruttori interni, Stellantis in primis, anche se poi molte auto le fa fare fuori Italia, comunque Stellantis in primis, che comunque non hanno la possibilità di far sviluppare. Adesso c'era appunto in questi giorni c'è un incontro tra il nuovo amministratore delegato di Stellantis e il Ministero, pensate anche ai radioascoltatori, il Ministero delle attività produttive a Roma. Per cui insomma ci sono sempre questi incontri dove si spera di poter andare avanti a promuovere questo tipo di trazione, questo tipo di auto. Ricordo sempre, non saranno mai in grado di superare, ma affiancheranno con dei numeri insomma che stanno salendo, affiancheranno quello che sono i motori, come tu hai detto prima, a combustione interna, quindi gasolio e benzina. Il metano ormai è praticamente scomparso, lo usano solo i grandi vettori, cioè i grandi camion, a volte dei grandi mezzi di trasporto. Ecco. Quindi sì, questa grande... Diego, sì. diamo un attimo di pausa e poi ti faccio andare avanti ancora, perché c'è un'altra cosa abbastanza seria, voglio la tua risposta, che avrei sentito anche ai tuoi amici di Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, eccetera. Diamo un attimo di spazio alla radio, Diego, un attimino solo, a voi studio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Di nuovo a voi la linea. Grazie, allora possiamo riprendere, Diego, adesso con calma. Possibile dietro front sull'elettrico, ma non che te lo dico io, così dicono, perché alla stampa italiana François ha aggiunto che vedrebbe bene il marchio Abarth su tanti modelli della gamma Fiat, quello che ti ho detto, a partire dalla Topolino, perché per ora non c'è nulla di ufficiale, ma la microcar dovrebbe subire una totale trasformazione per ospitare il logo dello Scorpione. Quindi non si tratta infatti di un modello che nasce per bruciare lo 0 a 100,
ma per essere versatile e comoda in città. Mi spieghi bene cos'è? Perché chissà cosa ne penserebbe Carl Haber, pilota e fondatore del brand. Qui una tua bella risposta anche con i tuoi colleghi internazionali e poi andiamo avanti perché dietro front sull'elettrico non so, è facile, è difficile. Cosa ne dicono all'estero? Vai. Allora, le riviste internazionali, anche i costruttori, a queste affermazioni dell'amministratore delegato François e così sorridono, ecco, perché tutti sanno, soprattutto all'estero, da noi ormai è quasi dimenticata la casa di costruzione, il costruttore Abarth, ecco, però all'estero è riuscita a crearsi una nicchia di grande considerazione, ecco, per cui perché all'estero insomma vedono bene il nostro design, i nostri motori, la nostra capacità costruttiva e tutto quello che sappiamo fare, che abbiamo saputo fare anche in futuro, cioè in passato, scusate. E quindi Abarth è sempre stato sinonimo, come tu ricorderai, tutti noi ricordiamo, di auto sportive, quindi elaborazioni di auto di serie per soddisfare le gare, per partecipare, per testare anche dei nuovi materiali che poi vengono riutilizzati anche nelle auto di serie. Faccio un esempio: freni, certi metalli, i dischi freno, certe parti del motore che non sto a elencare, ma comunque c'era la possibilità, trasformando di queste auto, che la maggior parte erano auto di piccole cilindrate, vediamo la 500, la 600, l'850, la 1000, non si andava oltre il 1100, salvo casi molto sporadici. Trasformandolo in delle piccole bombe proprio meccaniche, che però comunque hanno avuto un grande risultato a livello sportivo. Ecco, ancora adesso apprezzato anche nel motorismo storico, le versioni Abarth delle auto costruite negli anni 60 e 70. Quindi sentire che una casa come la Fiat usa il marchio Abarth per fare una macchinina, per viaggiare in centro, per fare così, capisci bene che è un po' come insomma mettere il whisky di marca, il whisky inglese, e farlo insomma metterlo lì con la birretta da 4 soldi, insomma è un po' è una cosa che fa storcere il naso, ecco. E per ora è solo una affermazione. Si pensa che sia un modo per cercare di tirare fuori, di far rinascere questo marchio che comunque per ora è addormentato. Insomma, sappiamo che Fiat, cioè Stellantis, è proprietaria di marchi che adesso non producono più, ma che possono comunque essere, come dire, risvegliati e riutilizzati. Quindi per il momento la vediamo solo come una grande manovra, così, per attrarre l'attenzione dell'interesse del pubblico. Non andrei oltre, ecco. Certo, la macchinetta, le nostre città, come Arturo Calligaro e anche altri ingegneri architetti sanno, le nostre città ormai sono grandi, sono proprio congestionate. Io vedo spesso, ogni volta che arrivo a Torino, insomma l'ho visto così, sono sparite le grandi familiari, la gente ormai, quando l'auto supera i 4,70 75 m, comincia ad avere problemi di dove, cioè, ti dice subito non so dove metterla, c'è troppa, non posso parcheggiare, eccetera. Quindi è tutto ormai diventato, ormai si lavora sui centimetri, ecco perché si producono meno familiari, se ne producono per il mercato italiano, ecco. Per l'estero è diverso. Le familiari c'è macchine da 5 metri e anche oltre, anche se c'è qualche SUV, insomma, che arriva a queste dimensioni. E quindi la tendenza è quella di fare macchinine piccole per due posti più porta 2+2, come si diceva una volta, perché questo insomma in qualche modo permette alle persone di muoversi, ecco. Poi se sono elettriche c'è il problema, come hai detto tu, anche dell'autonomia, e qui io ricordo sempre ai radioascoltatori, l'elettrico
le auto elettriche potete comprarle, ma prima consultate un bravo architetto che vi dice se a casa vostra potete agganciarle oppure no. Ecco, questo lo dico proprio papale, perché se no rischiate di prendere una macchina, farvi dei debiti, perché comunque è vero che si trovano macchine a 10-12 mila, ma la maggior parte arriva comunque a 25, 27, si sfiorano anche 30.000. E poi dover correre, cercare le colonnine, il più delle volte, leggevo anche ultimamente, vengono vandalizzate perché e quindi non funzionano, sono staccate, i comuni hanno problemi. Qui Arturo lo saprà meglio di me, i comuni hanno problemi con le concessioni di queste colonnine e quindi insomma non si riconoscono le royalty, cioè i diritti, non si sa bene se i proprietari delle colonnine devono pagare i comuni, ma i comuni campano diritti sul suolo pubblico e alla fine immagino già le riunioni che farà poi Arturo quando si parlerà di Arturo Caligara, quando si parla poi di magari inserire dei nuovi posti auto elettriche, penso che sì, ma ti dico una cosa, perché poi dobbiamo dare spazio anche ad Arturo, un secondo, e poi tu un minuto per rispondere. Ma qui dice, perché parliamo dell'Abarth, Abarth che è quella che attualmente, perché dice che l'attuale gamma Abarth è composta da due modelli, e tu lo sai, no? La 500 e la 600 full electric, con potenze tra i 155 e i 281 CV, a prezzi è qui il punto, 37.950 euro per la piccola. Diego, per la piccola 37.950 euro su 40 anni di lavoro e da 42.950 euro per il B-SUV. Quindi entrambe le proposte potenzialmente potrebbero ospitare 1.2 turbo benzina elettrificati del gruppo con potenze fino a 145 CV per le versioni stradali, fino a 212 CV per la versione pepata senza elettrificazione, montata anche sulla Lancia Y HF Rally 4. Quindi, per rispettare le normative di omologazione relative alle emissioni di gas di scarico e sonore, il motore dovrebbe essere depotenziato. Potrebbe essere quindi il 1.2 la base di partenza, anche se non sono da escludere altre soluzioni. Io leggo, ma sono cose che non riesco a capire. Ma spiegare, ma ragazzi, ma 38.000 euro e 43.000 euro, ma sono proprio così poco care le macchine? Un minuto, che poi diamo la parola ad Arturo, altrimenti poi si arrabbia. Vai Diego, poi ci saluti. Sì, ma ricordiamo comunque che allora Abarth, questa qua è una versione, come dire, aumentata, cioè è un allestimento, chiamiamolo di lusso della 500 e della 600, quindi per cui voglio dire di lavoro ce ne mettono. Purtroppo sono care perché Abarth è vista come la versione lussuosa della 500 e della 600. Questo te lo posso dire, visto che ho pochi secondi. Ecco. È la versione di lusso. Chiaramente non tutti comprano quella versione lì, perché spendere 42, 43 o 47 mila euro non ha senso. Ecco, addirittura 48, quasi 49 mila per la 600 quindi, cioè quella elettrica. E quindi sono prezzi, diciamo, da piccoli numeri, ecco, da chi è proprio malato del marchio Abarth. Questo l'altro non voglio andare avanti, ecco, non voglio giustificare. No, Diego, tieni l'articolo che sabato prossimo me lo spieghi bene, perché io voglio far capire che 30.000 euro e 40.000 euro non sono le 30.000 lire di una volta. Quindi certo. Salutaci Diego, perché abbiamo in collegamento prima di Arturo Gianni, che l'abbiamo trovato, si vede che hanno finito delle gare e mi interessa sapere i nostri disabili, Diego. Ti ringrazio, scusami, ma tu sei obbligato a tutti i sabati adesso a parlare, quindi preparati per il prossimo sabato a spiegarmi questo,
Grazie, Sì, va Diego. bene. Un bacione. Senza meno, Luigi, ti ringrazio, ti auguro un buon fine settimana, un saluto caloroso ai radioascoltatori e lascio volentieri la linea ad Arturo Caligaro e a Gianni. A presto. Vai tranquillo, grazie. Se Gianni è già in linea gli rubo 2 minuti perché voglio capire dov'è, come sono le gare e a che punto le novità, così poi diamo la parola ad Arturo per concludere la trasmissione, che ho 2 o 3 articoli importantissimi di Torino, del Piemonte. Gianni, sei in linea, mi senti? Sì, sono in linea, sto ascoltando tutto quel che stai dicendo. Scusa Gianni, ma ti ho fatto chiamare per primo perché per me voi, come nostri soci, come nostri figli, siete i primi a dover parlare e a dire. Puoi spiegarmi tutto adesso... bene per qualche minuto, Gianni? Sì, allora, Vai. siamo qui, in questo momento siamo con 6 ragazzi che stanno giocando i regionali di bocce qui ad Asti, nella bocciofila, diciamo, dei veterani, le chiamano la bocciofila dei veterani, e stiamo giocando con i ragazzi. Adesso su 6 ragazzi abbiamo 3 che hanno già stanno andando in finale, quindi i ragazzi che abbiamo portato su 6, 3 vanno in finale, quindi noi siamo contentissimi. Quindi per oggi, stamattina sono andati a giocare la squadra di calcio ad Orbassano, ho fatto il torneo di calcio a 7 e hanno 3 partite, allora una vinta, una pareggiata e una hanno perso, però va benissimo anche quello. Che quindi poi in settimana facciamo sempre gli allenamenti, 2 allenamenti tutti i giorni, diciamo, dal lunedì al sabato compreso. Invece prossimo sabato siamo sempre qui a Asti a fare atletica leggera, diciamo, con i ragazzi, quindi porteremo una ventina di ragazzi a fare atletica leggera. Quindi ecco, queste sono le 2 manifestazioni che stiamo praticamente ma quindi facendo noi in questo ragazzi, momento. Ti faccio chiamare, non è che è un problema, ti faccio chiamare prima o vuoi parlare dopo? Così no, ma lo stesso, non c'è nessun problema, che siamo fuori anche da fare atletica, quindi dovrei. Prima ero dentro la bocciofila e ora dentro era un po' un casino, dopo ho visto la chiamata, ho chiamato io, però mi ha detto che hai fatto bene. Quando siamo chiusi nel cemento magari non prende bene. Prima di tutte le nostre trasmissioni sono i nostri ragazzi senza limiti che vanno portati avanti, la gente deve capire cosa state facendo e come li usate e come li trattiamo, tutto quello. E infatti oggi c'era l'allenamento di nuoto in 3 piscine. Stiamo facendo tutti i sabati adesso, il mattino c'è la Parri come piscina, la Franzoi e la Trecate, che facciamo gli allenamenti tutti i sabati mattina. Il pomeriggio, appunto sempre il sabato, c'è l'allenamento di calcetto, però in questo e il prossimo sabato abbiamo anche queste manifestazioni da partecipare, quindi ecco, un altro sabato siamo qua a Asti lo stesso a venire a giocare, a fare atletica leggera. Quindi senti pronto per sabato, sappi che io ti chiamerò, quindi non c'è bisogno di sentire. Ci sentiamo in settimana per motivi nostri, però sì, va bene, quando vuoi lo sai già. Chiamami che ci aggiorniamo, ecco. Grazie, okay. ti ringrazio. Luigi, ti ringrazio tantissimo e poi a sentirci. Okay? Grazie a te. Ciao, grazie bello. Luigi, ciao. No, ringraziamo questa Radio Libertà che c'è poco tempo però vola, perché le persone devono parlare, hanno la possibilità di esprimere, eccetera. Quindi io credo che ormai Sveva fa parte della famiglia, si è già messo in collegamento Arturo, perché c'ho 2 cose abbastanza serie e in 5 minuti me le dovrà spiegare, perché domani vado in strada e quindi subisco che morirò attraversando la strada. Ecco. Sveva, pensi che Arturo sia già in linea? Pronto? Sì, Arturo è in linea. Ecco, grazie. Allora Arturo, grazie, scusa, ma tu devi ascoltare tutto, perché poi sei quello che decide sia tecnicamente che politicamente le nostre risposte. Allora Arturo, intanto ti ringrazio di aver accettato, poi ti faccio le 2 domande interessanti, perché mi è capitato proprio sotto mano adesso il problema di una che è morta attraversando la strada per le strisce pedonali sbiadite. Comunque intanto saluto te Arturo e
ti faccio aprire la trasmissione e poi ti leggo l'articolino per darmi delle risposte, e poi c'ho l'altro dove dice che è nato un sito antimulte, che te lo leggo e tu me lo spieghi, perché dice che ti devi collegare e dire le sanzioni, c'è un trucco a 100. Insomma, intanto a te la parola, Arturo, un bacione, vai. Ciao Luigi, buona giornata, una buona giornata agli ascoltatori, un ringraziamento alla nostra radio che ci consente questo spazio. Vai pure ad illustrare, a dare la notizia, così poi la commentiamo insieme. Sì, no, tanto lo sai che chi parla tipo Gianni, tipo Diego, tipo Ubaldo sono nostri collaboratori, quindi facciamo parte di una stessa cosa. Allora, Arturo, qui mi capita questo. C'è anche la persona, quindi c'è un nome e cognome, quindi quello che leggo è scritto e nessuno ce lo può contestare. A sollevare il caso delle strisce pedonali sviadite, è meglio che me le spieghi poi, Arturo, è stato Pierlucio Firrao da Torino, bellissima, perché dice che le strisce pedonali a Torino non esistono, sono ormai un lontano ricordo di una civiltà antica. Allora, le foto che mostrano operatori che le rifanno con lo spray e il seguente deterioramento indicano anche un chiaro problema di metodo oltre che budget. Oh, Arturo, 1 milione di euro evidentemente non è sufficiente a risolvere il problema, soprattutto se rapportato ai 63 milioni di incasso da multe. 1 milione di euro per le strisce, 63 milioni di multe, il cui 50% dovrebbe essere reinvestito in manutenzione strade e segnaletica, e tu sei lì, politicamente parlando voglio la risposta. Quindi la città di Torino ha investito per esempio nel 24 1 milione di euro per la segnaletica orizzontale delle strade, e quest'anno sono state stanziate risorse per un altro 1 milione di euro. Quindi di queste risorse l'anno scorso 300.000 euro sono state investite per la manutenzione degli attraversamenti pedonali. Considera 63 milioni di incasso di multe. A te, Arturo, tecnico e politico, rispondi, vai. Sì, le strisce, posso solo commentare così, che le strisce pedonali non portano voti. In un mondo nel mondo politico, dove la cosa importante è raccogliere il consenso, il fatto di fare le strisce pedonali non porta molta visibilità, perché fa parte di quell'ordinaria amministrazione che dovrebbe far parte della prima del primo compito di ogni amministrazione comunale, di ogni amministratore. Poi dopo si fanno i discorsi ampi, di progetti magari anche faraonici, però la prima cosa per un'amministrazione dovrebbe essere quella di curare l'ordinaria amministrazione. Come si dicevano i latini, primum vivere, deunde filosofare, no? Quindi prima consentire la vita normale, quindi quelle opere, il rattoppo delle buche, le strisce pedonali, il taglio dell'erba sulle aiuole, sui marciapiedi, che sono tutte spese che, come ti dicevo prima, non portano visibilità. Allora è meglio magari destinare quelle risorse che in parte provengono anche dalle sanzioni agli automobilisti, e destinarli a qualche manifestazione, che ne so, un bel gay pride, oppure un'azione di solidarietà con le navi dirette a Israele, no? Quindi danno molto più risalto mediatico queste operazioni che non il fatto di disegnare le strisce pedonali. Allora, diciamo che i bilanci comunali comprendono quasi il 70-75% del loro importo sulle spese correnti, che sono poi
quelle destinate alla manutenzione stradale, l'ordinaria manutenzione, alle spese del personale, telefoniche, luce, riscaldamento, bla 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 bla, quindi rimane ben poco per poter fare quelle famose spese di investimento, come vengono chiamate nel linguaggio burocratico, che sono quelle delle opere appunto nuove, i nuovi insediamenti, nuove costruzioni, nuovi progetti. Ovviamente la coperta è sempre stretta, no? La coperta è sempre più stretta, quindi le amministrazioni che vogliono fare un po' propaganda devono tagliare da altre parti, e la cosa da tagliare sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, giustificando che non ci sono mai risorse, senza contare tutte le risorse, e non sono quelle delle sanzioni, che gli automobilisti pagano, no? Perché alla regione gli automobilisti pagano il bollo, alle province pagano le imposte sui trasferimenti di proprietà, ai comuni pagano le sanzioni, gli automobilisti pagano le tasse sulle assicurazioni, sulle accise sulla benzina, quindi capisci che gli introiti che forniscono gli automobilisti sono molto elevati, e sono quelli che vanno a ripianare non solo il bilancio dei comuni ma anche il bilancio dello Stato. Allora, molta gente che viene da te in ufficio a reclamare, perché porca miseria vuole il tempo. Qui dice Arturo che è nato un sito antimulte, e dice a dire eccezione, perché dice che il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il decreto per il censimento degli autovelox, quindi la fonte MIT riporta che gli enti locali devono inserire marca, modello, conformità di ogni dispositivo, perché se il velox non rispetta le distanze minime, la multa può essere annullata. Con la segnaletica è assente, il verbale non è valido, se il dispositivo non è omologato è di corso automatico. Ma come fa l'automobilista a sapere questo? A parte quello che viene da noi a parlare e tu sei talmente serio che li ascolti sempre e non reagisci, ma cosa dobbiamo fare? Qui c'è scritto così, Arturo, spiegalo tecnicamente e dai una risposta politica se qualcuno ci sta rompendo le palle o sono gente che non capisce gli articoli che scrive su queste leggi da attuare. Dai una risposta, dai, 3-4 minuti, poi salutiamo. Sì, è un portale che dovrà essere creato all'interno dello stesso portale del Ministero dell'Interno, dove attualmente esiste già un elenco di autovelox, quelli autorizzati, quelli omologati o quant'altro, ed esiste questo elenco, però è stato fatto da un burocrate. Ha messo l'elenco dei modelli, per cui uno non è che possa cercare l'indirizzo in cui è ubicato l'autovelox e quindi risalire subito a dove è stata elevata la contravvenzione, ma deve aspettare la contravvenzione, vedere il modello e andare a cercare se nell'identificazione dell'omologazione è tra quelli omologati o no. Quindi non è una roba creata per gli automobilisti, è creata un po' farraginosamente da dei funzionari che non seguono la logica dell'automobilista, perché l'automobilista prende la multa, so che l'ho presa in Corso Unità d'Italia, vado a vedere in Corso Unità d'Italia se quello è omologato. No, devo andare a aspettare la sanzione, andare a vedere il modello e poi posso eventualmente fare ricorso. Io spero che venga perfezionato questo portale antimulte con il principio della massima trasparenza, cioè prima di tutto eliminare quelli che non sono omologati. Noi adesso percorriamo le autostrade e ci sono ancora i cartelli di tratto soggetto a controllo con tutor,
no? E poi non sai bene se quel tutor funziona o meno, quindi magari sei sovrappensiero, non sai se hai sforato di poco il limite di velocità e quindi mettono quest'ansia all'automobilista. Cioè non bisogna fare propaganda per limitare la velocità anche dove non serve, no? Perché lo vediamo sulle nostre autostrade, ogni tanto ci sono dei limiti di velocità anche se non ci sono i cantieri, che sono stati dimenticati da secoli, per cui bisognerebbe, la prima opera di trasparenza è eliminare tutti quelli che non sono funzionanti, anche i tabernacoli che ci sono in giro per le strade, no? Che li vedi magari sfasciati o meno, che sono messi lì come deterrente per la velocità, ma a un certo punto tu non puoi anche creare una questione di pericolo, perché non sono segnalati perché non sono più in funzione, no? L'automobilista che se li trova là mi dice magari non ho visto il cartello, no? Non so il limite di velocità che dovrebbe essere esposto e freno. Magari freno decisamente per non incorrere in una contravvenzione e crea una condizione di pericolo per il traffico. Allora questo portale che dici tu, quando sarà realizzato per far capire ai cittadini, non come si fanno le cose in Italia, che si fanno le norme e le disposizioni in modo che i cittadini non capiscano e che debbano andare da qualcuno che interpreti le norme, ma che sia chiaro, trasparente e leggibile da qualsiasi persona, da qualsiasi automobilista. Ho i miei dubbi perché in Italia questo è l'ultimo obiettivo della burocrazia, per cui sarà anche lì una questione da dover capire, da dover approfondire, quindi noi vedremo magari molti che si rivolgeranno a noi in questo contesto. Però è un passo avanti, Guarda, siamo in chiusura perché è già mezzogiorno, però Arturo, così ti lascio fare la sabato e domenica con rabbia. Qui dice il trucco è al 100% legale. Chiudi, va, che poi andiamo via. Sì, sono illegali, però in Italia appunto se l'illegalità la pratica il cittadino viene sanzionata, se la praticano gli enti pubblici viene tollerata, perché soprattutto dalla scarsa voglia del cittadino di contrapporsi o di iniziare contenziosi con lo Stato arriva una multa di 50-100 euro, dice ma se vado dall'avvocato ne spendo 300, quindi pago e buonanotte. Questo è il ragionamento in Italia. Io auguro una buona giornata agli ascoltatori, ringrazio nuovamente la regia e io e te Luigi ci vediamo in settimana. Per adesso un abbraccione e buona domenica, buona giornata e buona domenica a tutti. Grazie Sveva, sempre presente. Allora, siccome i temi sono tanti, ogni sabato io cercherò di farveli ripetere perché l'argomento è sempre, no, giustamente, ragazzi, nasce il sito antimulte, però poi ti dice che è un trucco che è al 100% legale. Cioè, ma come fanno a scrivere le cose se la gente, vabbè, a meno che non siano tutti i fenomeni. Comunque, intanto noi come associazione ringraziamo, vi ripeto, siamo a None, in via Volvera 3, il martedì, il mercoledì, il giovedì, venerdì, e trovate, se volete l'ingegnere, se volete l'architetto, se volete il presidente, se volete il dirigente, chiunque volete, ce lo fate presente al 328 07 15 232, dalle 14 alle 16 trovate le persone che volete parlare. Vi ringrazio Radio Libertà e vi ricordo che per noi il motto è meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. A voi studio e grazie. Buona Radio Libertà. Grazie a tutti. Avete ascoltato Filo Diretto. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click.